Il festival è dedicato, benissimo, alla memoria collettiva, ossia a tutte quelle storie e i protagonisti della saggezza, ossia i nonni. Darei subito la parola al sindaco e poi piano piano entreremo nel vivo anche della tematica. E che dire, sempre un grande momento, un grande incontro, una carrellata di eventi, di esperienze e soprattutto di condivisioni di quello che è un po' la consapevolezza della nostra vita, dai giovani fino ai nostri vecchi in questo caso. Abbiamo anche oggi un artista che si è prodigato comunque a trasmettere a noi ragazzi, alle amministrazioni, ai genitori, a tutti, proprio oggi più che mai, il cammino dei passi delle generazioni per poter fare cosa? Fare quello che è scritto da nessuna parte, che è il passaggio delle esperienze della vita che oggi più che mai, ne parlavamo prima con i colleghi, oggi più che mai hanno avuto il loro peso di validità e di sapienza con 1 anno e mezzo ormai di Covid, e speriamo che se ne venga fuori quanto prima. Quando Melania quest'anno mi ha proposto il tema della nuova opera che ci sarebbe stata qui a Loreo, sono stata subito molto entusiasta e molto felice, perché era un tema che sentivamo fosse molto importante per la nostra comunità, comunque insomma per tutte le comunità che hanno vissuto questo anno particolare. E sono molto contenta del fatto che questo tema abbia legato anche oggi proprio fisicamente qua tutte le varie generazioni, i vari pezzi della nostra comunità, perché ci sono i ragazzi, c'è qualche nonno, ci sono i genitori, i professori, ci siamo noi, quindi essere qua tutti insieme in un momento in cui non era scontato esserci, per noi è veramente molto bello e ne siamo estremamente orgogliosi. Ho vegliato su di te quando ne avevi bisogno, ho difeso la tua libertà perché non restasse solo un sogno. Secondo me questa è un po' la chiusura del cerchio dell'opera, ma secondo me è un motivo di riflessione che deve essere molto violento nel cuore di tutti, perché ultimamente sono bruciate migliaia di biblioteche viventi, sono bruciati quelli che ci hanno regalato, che poi uno la pensi come vuole, una democrazia, un paese in cui possiamo vivere tutto sommato serenamente. E poi un'altra cosa molto significativa, le scritte dei ragazzi sulla maglietta della dormiente. Perché questa scelta? Perché sono convinto anche che creare un ponte tra generazioni sia, a parte una cosa buona e giusta come direbbe il Don, ma anche un modo per avvicinare loro ad un senso di appartenenza molto più forte di quello che può creare magari un telegiornale che ti dà la risultante delle vittime del giorno o del periodo. Perché i loro nonni, e ne abbiamo parlato anche con loro, la prima cosa che gli ho chiesto è quanti di loro avessero ancora in vita i nonni. Fortunatamente, se non ricordo male, sono quasi tutti. E ho chiesto loro di scrivere un pensiero proprio ai loro nonni su quella maglietta. Poi li leggerete se ne avrete voglia. Ma abbiamo ragionato anche sul fatto che, siccome con i ragazzi credo che bisogna usare un linguaggio comune per farsi capire, altrimenti questa è un'età dove ci si annoia anche facilmente, e anch'io ho un'età per cui mi annoio facilmente. Abbiamo parlato di TikTok, di Instagram, abbiamo anche scherzato. Perché? Perché se loro sono adesso liberi di avere un social network che a noi tutti può sembrare una libertà effimera, e probabilmente lo è, ma per loro in questo momento rappresenta comunque un passaggio che va rispettato, va controllato, va tutelato, vanno tutelati loro, ma questa adesso è la loro dimensione, e cercare di creare un ponte tra questa loro libertà, tra loro appunto e queste persone che si sono sacrificate anche in altri anni per regalare loro e a noi tutti queste libertà, credo che vada fatta una riflessione anche sulle terminologie che si usano molto spesso in base all'utilità o l'inutilità delle persone. Non ci sono persone inutili, a maggior ragione non sono inutili quelle persone che si sono sacrificate per regalarci la libertà.